Intanto il primo fallo mi è dispiaciuto un po' che l'abbiamo vinto perché si è chiaramente visto che è arrivato inciampando. Però purtroppo ha allungato le mani, cioè è arrivato inciampando ma con le mani alte e ha spinto letteralmente l'altro. Quindi non l'ha fatto apposta, ma purtroppo l'azione era un po' pericolosa. Sulla seconda doveva stare più attento lui. Sì, ma è quello detto, guarda che quest'anno non vuoi fare come l'anno scorso, perché rischi che lasci la squadra in 10. Dopo fisicamente è decisamente superiore al Malo, mi sembra, se riescono a reggere, sono ancora delle ottime possibilità. Sono tanto più grossi, il 3, il 4, cioè ce ne sono 4-5 in difesa. Riescono a reggere Che tempo in 10. I giocatori di Villafranca sono piccolini, sono veramente piccolini. Beh, quello gli è arrivato il sole negli occhi e gli è arrivata giù quasi in verticale, poveraccio, è sfiga nera quella lì, perché quando ho sbagliato il tiro. L'ha presa malissima, si è alzata E basta. ed è entrata quasi in verticale, è attaccata alla traversa. Lì il portiere dovrebbe capire che deve entrare di nuovo in porta e buttarla fuori da dentro a fuori. Ma non gli arrivano mica tanti tiri così. Ieri c'era un ragazzino, poverino, il portiere, che non è proprio il suo mestiere, che ha detto, ho sentito i giocatori dicendo, allora ha parato una punizione all'incrocio strepitosa, la punizione tirata benissimo sull'incrocio, l'ha parata, e poi gli arrivavano le palle dritte e le perdeva. Perché la ammonisce.
Bravo dire! Siamo a metà, Da alcune giostre ci sono degli scontri per i grandi anche. Sono vicino. Vicino a Toys, sono un po' lontano. Ma chi ha spinto? lei. Perché sei andata a Oh, dire! Che cazzo è? Svegliati! Oh, dire, apri gli occhi! E ora? questo qua se lo diciamo che te lo devo fare. Dai, raga! Bravo! Dai, bravo Andre! Bravo! Bravo, bravo, bravo Alice! Vai! Ma corri, non fermarti! Buttala su! No, no, alta! Infatti, no, doveva farla... Sì, uscite! Uscite! Oh, fallo dire!
dimenticati! Dai, Longare! Bravo! Vai Marco! Corri Marco! È tua! Bravo, bravo! Dai, bravo Marco! Torna! Cristian, giù! Accorciate! 10 minuti. Dai. Dai Jack, esci! Bravo! Dai, bravo Jack! Dietro l'uomo che lo anticipate! Oh, pressate! Su! Vai, cazzo! Bello, Grande! anticipato come dicevi. Dai, bravo! Ma perché? Ma cosa scopo fanno? Perché la... Ah. Perché io non riesco a capire bene cosa succede. Dai, Gio! Ma non così tanto, scrivono poco a poco perché tornano tanto. Senza andare a 23 con 7 Bravo David! Dai raga! Super parata! Dai raga, tutti in uomo! Buono, tua, Dai, Marco! corri! Dai Marco! Accorcia, bravo! Dai Marco! Occhio! Ali, sali! le cose della tua squadra. Passala cazzo! Passala! Dai! Dai! Salite dalla difesa! No! Gioca la larga! Sì, corri! Dai! Dai, bravo Marco! Vai a pressare adesso! Dai Edo! Uomo! È tua! Vai Gio, bravo! Ora al centro, fai tutto, scartalo. Dai Edo! Su Edo! Vai Marco, dai Marco! All'inizio si parte piano comunque. Confermo tu che il fatto che si sciolata era perché era secco, vero? Sì, cazzo! Sì! Dai raga! Dai raga, come un gol! Dai David! Portiamola a casa! Dai,
tua! È tua, vai! Bravo! Sì, bravo dire! Bravo dire! Dai, continua così! Un altro gliene devi dare, un altro! Rosso! Chiamato rosso! Rosso! Su!